Siamo con Loris Scarpa, segretario generale della FIOM CGIL di Padova, e parliamo della protesta della Haier che continua ormai da settimane. Questa mattina una nuova protesta di fronte alla provincia di Padova. Questa mattina non è una protesta, stamattina c'è la trattativa tra provincia, azienda e le nostre organizzazioni sindacali per il futuro dei lavoratori. L'azienda in queste ore sta confermando la volontà di chiudere il sito senza interessarsi in alcun modo della prospettiva occupazionale dei lavoratori e soprattutto della prospettiva industriale del settore. Dal nostro punto di vista è inaccettabile il fatto che una multinazionale delle dimensioni dell'AIE possa così impunemente decidere di andare via dal territorio senza, tener conto dei costi sociali e dei costi industriali dell'operazione. Siete in attesa di risposte, quindi? Sì, di risposte che presumiamo per il momento saranno esattamente le stesse, per cui sicuramente la lotta dei lavoratori continuerà ancora più convinta di prima. Cosa volete ottenere alla fine? In questo momento i lavoratori hanno attivato un presidio perché nelle scorse ore, un po' come fanno, alcuni personaggi strani nel nostro paese, caricano i camion e portano via le attrezzature. Con i lavoratori abbiamo deciso di bloccarle questa cosa perché la fabbrica è anche dei lavoratori.